Buongiorno e ben ritrovati per questa puntata di 7 in punto. Partiamo parlando di una iniziativa in linea con i tempi che si chiama Cucina la Crisi ed è venuto a trovarci in rappresentanza del Umpli Veneto Carlotto Bortolo, che è anche presidente della Proloco Serenissima Agno Chiampo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, diamo il buongiorno anche al nostro pubblico con un tavolo di sapori, veramente, che provengono proprio dal territorio vicentino, perché Cucina la Crisi, alla faccia del nome, è un modo per mangiare bene, riscoprendo le tradizioni, spendendo poco, un po' tutto questo. Prego. Sì, noi siamo partiti con questo progetto come Umpli regionale nel 2015, assieme alla Regione Veneto, proprio approfittando anche di questa opportunità della crisi, approfittandone nel senso che abbiamo voluto evidenziare come le associazioni Proloco sono state in grado di riscoprire i nostri piatti tipici, storici, e soprattutto abbiamo fatto 55 iniziative attorno al problema della cucina, la crisi a questo titolo. Però appunto qui sopra abbiamo una rappresentanza di cose che hanno a che fare con la crisi, ma hanno molto a che fare con la riscoperta del territorio. Cioè, per sconfiggere anche questa crisi siete andati alla ricerca di prodotti che sono vicini alle nostre case e che fanno crescere anche magari i produttori. Sì, noi abbiamo coinvolto le associazioni di categoria, ovviamente per collaborare su questa importante iniziativa, e soprattutto le scuole primarie di primo e secondo grado, che hanno riscoperto proprio questa tipologia di cucina, parlando con i loro nonni, ovviamente sì, con direi i miei genitori da tale età, e hanno ricostruito proprio i piatti tipici con i prodotti locali, piatti ovviamente che di norma si dice piatti poveri, invece dato il loro sapore, la loro anche bellezza e la loro storia, sono dei piatti che hanno dei gusti che abbiamo definiti eccezionali e hanno riscontrato un grosso gradimento del pubblico che ha partecipato a queste nostre iniziative. Ecco, tra pochissimo sarà con noi anche Andrea Checchetto, che rappresenta un'altra Proloco importante, quella appunto di Recoaro, che ci spiegherà anche tutti i prodotti che sono sopra il tavolo. Carlotto Bortolo invece ci sta raccontando di un aspetto che non ha a che fare con il gusto, ma anche a che fare con i sentimenti, con i ricordi, con un patrimonio di tradizioni che solo i nonni possono conservare. Sì, è stata una gioia per noi vedere i giovani ragazzi delle scuole che partecipavano, assieme ovviamente anche alla categoria dei cuochi, con i loro genitori o i loro nonni che presentavano a queste nostre iniziative questi piatti particolari. È stata una gioia perché abbiamo abbinato il sapere storico, il sapore dei piatti, i prodotti nostri di primaria importanza e soprattutto svolte le iniziative nei luoghi anche storici e di importanza anche culturale. Sono state coinvolte, dicevo, tutte le province del Veneto in queste 55 in maniera molto È ancora in estesa. corso questa, quindi si possono vedere altri appuntamenti? Sì, è ancora in corso. Stiamo già raccogliendo per il 2016 le adesioni che termineranno perché ogni Proloco presenterà le loro proposte che verranno vagliate dal Comitato regionale assieme alla Regione Veneto e terminerà la possibilità di partecipazione entro la fine di febbraio. Abbiamo già un numero superiore in questa data al 2015. Quindi è veramente un giro del Veneto. Adesso qui ho la locandina che racconta un po' tutte le tappe, chi vuole saperne di più magari può trovare tutte le informazioni sul sito cucinalacrisi.it, appunto ricette dei nonni, un'iniziativa che vede l'Umpli insieme alla Regione Veneto attraversare un po' tutti i territori, quindi anche quelli meno conosciuti. Che cos'è che c'è da scoprire? Perché ho visto che avete messo tante ricette, qualcosa che magari ha sorpreso anche lei, che non conosceva. Ma tantissimo, anche se è conosciuto nel luogo, però da scoprire per il Veneto e anche di valore nazionale, questo piatto tipico che poi sarà illustrato dall'amico Andrea, che sono i gnocchi della Fioretta di Recoaro. Però abbiamo scoperto delle ricette veramente particolari, interessanti, tipo la polenta scopeton, le soppresse fatte in un certo modo. Beh, ecco. Vicenza poi che è la casa della soppressa. Certo.
Sì, poi dalla tipologia del radicchio di Treviso a come si cucinava il pesce nel veneziano. Ecco, questa ricchezza di storia, di cultura, proprio basata sulla esperienza fatta dai nostri genitori, dai nostri nonni. Ecco, intanto vediamo qualcuno dei piatti che sono stati proposti nel corso delle manifestazioni. È tutto un segreto per abbinare piatti poveri come possono essere i legumi, la polenta, a un pochino di carne, magari un po' proprio riscoprendo anche un modo più sano forse di mangiare. Sì, le dicevo proprio il riscontro estremamente positivo di chi ha partecipato, tanto che ci ha fatto ripetere, ci farà ripetere questa esperienza, proprio perché è stata una richiesta di chi ha partecipato, di chi ha assaggiato questi nostri piatti, perché li definiamo nostri grazie a questa iniziativa delle Pro Loco, perciò sono convinto che sarà un'esperienza da continuare e soprattutto da far conoscere maggiormente la ricchezza di questo patrimonio storico. Scusa, abbiamo anche qualcosa in tema con il carnevale, le chiacchiere che sono sempre di stagione, fagioli. Ecco, come avete reclutato invece i nonni? Dove li avete cercati? Soprattutto attraverso le scuole. Allora, le scuole che si sono rapportati proprio loro con i genitori, con i nonni, tanto che uscirà un ricettario di questi piatti. Ecco, pubblicheremo perciò, ma riportando fedelmente l'esperienza e le ricette dei nonni. Ecco, 55 Pro Loco che si sono un po' messi anche in gara tra di loro. Com'è andata questa competizione? Cioè, secondo lei è una cosa stimolante anche per le Pro Loco mettersi in gioco un po' più su settori così specifici? Sì, perché voi sapete che la nostra soddisfazione è vedere la partecipazione e il gradimento del pubblico, questo è il ruolo storico delle Pro Loco, pur in competizioni fra di loro, perché in alcune province, quando sono stati coinvolti 15-16 Pro Loco con queste iniziative, c'è stato un elemento di sana, noi la definiamo sana, competizione tra di loro. È la competizione che poi porta a far rivivere appunto questi prodotti nel territorio, prodotti che magari poi si trasformano in DOP oppure in DECO, che sono appunto queste denominazioni comunali, che magari sono piccole produzioni che bisogna andare a cercare nel territorio. Questo è un po' la forza e il limite della nostra regione, sarebbe bello poterle proporre a tutti. Sì, noi stiamo proprio facendo dei regolamenti, definiamoli così, anche per cercare di specificare questi prodotti, riuscire poi a portare prodotti certificati pur nella loro realtà territoriale, perché non abbiamo una certificazione magari su alcuni prodotti a livello nazionale e a livello europeo, però garantire di come viene elaborato il prodotto, come vengono usate le materie prime, per dare una garanzia al consumatore che magari non conosce il prodotto, viene da fuori, ma che lì trova un prodotto sano, oltre che di buon sapore, che però ha continuità quel sapore proprio perché è certificato ed è fatto da un preliminare che il produttore deve rispettare. Lei sa che molti ristoratori si arrabbiano con le Pro Loco perché d'estate ci sono tante manifestazioni che portano un po' via i clienti al ristorante. Cosa ne pensa lei di questa cosa? Ma noi abbiamo delle esperienze estremamente positive perché c'è stato nel passato questo problema e non è da nascondere. Oggi abbiamo indicato alle Pro Loco, e stanno perseguendo questa strada, di coinvolgere direttamente i ristoratori. Potrei portare alcuni esempi di iniziative significative, non so, il broccolo di Creazzo, di cui sono i ristoratori che tengono alcune serate all'interno di questa iniziativa proprio per promuovere il prodotto, ma soprattutto promuovere anche il loro luogo di dove poi al di fuori della festa, che ha un inizio e una fine, il cliente può ritrovare quel sapore all'interno di quel ristorante. Stiamo facendo delle esperienze positive, abbiamo superato la fase critica. Meno male, perché non è bello vedere appunto, anche perché è una cosa veramente molto popolare e molto gradita dal pubblico, anche per stare in compagnia, perché un conto è andare a mangiare al ristorante, un conto è andare sotto un capannone in allegria, accontentandosi anche di modi un po' diversi, però magari di prodotti di altissima qualità come è stato detto. E tutto fa forza del territorio e forza di una regione che vive di turismo, perché anche ai turisti piace questo aspetto un po' popolare della nostra tradizione.
Sì, noi abbiamo alcune realtà che stanno registrando delle partecipazioni anche a livello europeo. Però. Sì, sì, abbiamo avuto delle presenze austriache, francesi, perciò con grande soddisfazione. Per il locale noi sosteniamo che in un momento anche di difficoltà che attraversano le famiglie, avere delle iniziative a livello locale che permettono alle persone di stare assieme, di partecipare con spese contenute, è anche un ruolo che spetta alle Pro Loco. Cioè è un ruolo sociale, esatto, è perfetto. importante. E devo dire che io mi diverto, insomma, un po' è contagioso per tutti quanti, non soltanto per chi magari sta vivendo un momento difficile, ma anche per chi vuole passare una serata in allegria, magari non ha nessun problema di crisi. Cucina alla crisi è un bel titolo, però devo dire che guardando un po' le ricette si mangia veramente di lusso con queste iniziative. Vi invito proprio a guardare nel calendario, e la stagione è un po' impegnativa da questo punto di vista, però sicuramente è anche un modo per conoscere territori che conosciamo un po' meno. Anche il territorio che rappresenta lei è bellissimo, la Valle dell'Agno, del Chiampo, sicuramente da riscoprire. Beh, sì, noi questo sarà l'altro obiettivo, e l'altro obiettivo che ci poniamo, di abbinare il momento di stare assieme con i prodotti culinari, però con delle visite mirate in nostri meravigliosi luoghi, perciò offrire a chi partecipa, al cittadino sia interno che esterno, magari il turista da fuori, di dare la possibilità di conoscere ulteriormente i nostri prodotti, che come diceva lei sono dei prodotti e luoghi sono meravigliosi, che vale la assolutamente. Pena, vale la pena di ma anche i visitare. prodotti, lei prima parlava di una cosa, di questo broccolo di Creazzo, che peccato che non ce l'abbiamo qui oggi perché siamo anche in piena stagione, tra l'altro, ed è un prodotto che si trova soltanto lì. È un cavolo un po' strano che assomiglia più a una cima di rapa sostanzialmente da vedere, è però delicatissimo, è molto ricercato, il problema è che si produce praticamente soltanto in un piccolo territorio, per cui i turisti della gastronomia magari lo conoscono, magari il grande pubblico meno. Guardare e spulciare queste ricette allarga la propria cultura in cucina e non solo. Sì, questo è un esempio proprio da ripetere, che noi lo portiamo nelle nostre occasioni, da seguire per il Pro Loco. È un prodotto che è sorto pochi anni fa, è stato scoperto proprio dalla Pro Loco, è partito con un'iniziativa molto semplice di piccole bancarelle di vendita, oggi ha assunto una dimensione veramente importante, sia come partecipazione a questa iniziativa, definiamola la sagra, anche se a me non piace molto questo termine, certo, sono la sagra della Pro Loco, però sappiamo che grossi cuochi a livello nazionale, di fama nazionale, hanno proprio assunto questo prodotto perché ne vale la pena, come diceva lei, è un ottimo prodotto di qualità e molto particolare. Io se lo trovo lo prendo, sì, perché è una cosa un po', sì, insomma, per cambiare un pochino anche la stagione, molto molto delicato. Cos'altro ci potete consigliare dal Vicentino? Sentiamo. Vabbè, ovviamente. A parte i vini, perché anche i vini sono, sì, c'è di tutto lì, dai passiti ai vini più fermi e frizzanti. Sì, adesso stiamo promuovendo molto questo Durello, un vino tipico della zona che sta riscontrando un grosso successo, è stato affinato anche nella sua particolarità. Poi abbiamo, vabbè, è inutile dirlo, il baccalà alla vicentina, tanto per dire una novità. È l'ambasciatore di Vicenza nel mondo, diciamo. Sì. Ecco, poi abbiamo appunto riscoperto proprio in occasione di questa cucina alla crisi lepre in salmì, anche se il termine salmì magari non è proprio nostro tipico, però fatto con una ricetta antichissima. E poi abbiamo, vabbè, dalle composte, tantissimi prodotti, e poi parlerete ovviamente, spero, di gnocchi della Fioretta. Ah sì, adesso ne parliamo subito, anche perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e qua bisogna studiare nel sito Cucina alla Crisi, perché i prodotti sono tanti ed è difficile nominarli tutti, e magari si fa a favore ad un territorio, magari trascuriamo un altro. Guardiamoli tutti online e tra pochissimo andiamo a conoscere tutte queste buone pietanze che abbiamo sul piatto con Andrea Checchetto. Grazie intanto a Carlotto Bortolo per essere stato con noi e in bocca al lupo per le prossime tappe. Allora. Grazie a voi di questa opportunità, arrivederci. Grazie, ci vediamo tra pochissimo.